vorrei insieme a tutti voi ricordare una persona che è un nostro grande amico, Filippo Castagnoli, il primo capitano Filippo Castagnoli, che doveva questa mattina dirigere questa cerimonia, ma purtroppo ieri mattina in Piazza della Repubblica, sempre per ricordare il 2 giugno con le scolaresche, ci ha lasciati drammaticamente e improvvisamente. Io penso che a nome di tutti sia doveroso, e penso che lo vogliate anche voi, ricordarlo con alcuni momenti di silenzio. Presenti, attenti! Io vorrei ricordare che oggi ci troviamo qui per commemorare, per ricordare, per far festa, perché oggi ricorre la festa della Repubblica, che è la festa più importante del nostro paese. Vogliamo ricordare che il 2 e 3 giugno del 1946 i cittadini italiani furono convocati per la prima volta al suffragio universale, quindi votarono anche le donne, per decidere che tipo di governo darsi tra monarchia e repubblica dopo che si era esaurita l'esperienza fascista. E da quel momento poi è scaturita la nuova Costituzione repubblicana italiana, che è anche quella attuale. Doveroso dare un omaggio al gonfalone della nostra città. Ed ora procediamo con la cerimonia dell'alzabandiera. Una delle due bandiere verrà subito ammainata e verrà consegnata, non la stessa, un'altra simbolicamente, vorremmo consegnarla alla famiglia del capitano Castagnoli come ringraziamento da parte dell'amministrazione comunale. Passo la parola al signor Sindaco Giovanni Azzolini per il suo saluto. Grazie, autorità civili, militari, cittadini tutti. Con forte commozione cominciamo questa giornata di festa. La commozione è legata, come diceva prima del tedesco, alla scomparsa del dottor Castagnoli, morto ieri, dopo la cerimonia che stava festeggiando in anticipo la festa di oggi della Repubblica con le scuole, dopo che aveva cominciato a tramandare, come lui sempre faceva, la sua storia, una storia personale che però era anche la storia di uno che era cavaliere della Repubblica, la più grande, una delle più alte onorificenze che il Presidente della Repubblica lascia. L'aveva proprio conferita a Filippo Castagnoli per questo suo amore, per la sua patria, per quello che era l'impegno che lui ha sempre dato per la nostra storia, per la storia della sua Fiume, per la storia della nostra Italia. Ed era un impegno quotidiano che tutte le associazioni d'Arma conoscono bene, che tutti i cittadini moglianesi conoscono bene. È proprio per questo che abbiamo voluto ammainare il tricolore e consegneremo proprio alla sua famiglia. Una Repubblica che tutti noi oggi festeggiamo, una festa di piazza con il coro La Contrà, con tutti quelli che ci aiuteranno a ricordare questa giornata. Un momento anche di riflessione per tutti noi. Le riflessioni sono quelle che ci ha stimolato da sempre il Presidente della nostra Repubblica. E in questo periodo l'articolo più bello della Costituzione è quello che dice che la Repubblica deve rimuovere quegli ostacoli che non permettono lo sviluppo pieno di tutte le prospettive, tutte le capacità, le aspettative di ogni cittadino. Allora è giusto che il tema
principale di questa giornata sia anche quello del lavoro. Il lavoro, i tanti disoccupati che fino a poco tempo fa non erano presenti nella nostra comunità, molti, guardate, giovani, sono in tanti che vengono anche all'ufficio del sindaco a porre questo loro bisogno di lavoro. Noi amministratori in questo periodo dobbiamo chiedere alla Repubblica di rimuovere alcuni ostacoli, proprio quelli che impediscono il pieno sviluppo della nostra città. Fra i tanti ne cito uno solo, il famoso freno che ci hanno posto allo sviluppo locale, che è il patto di stabilità. Questo è un ostacolo che impedisce di dare non solo qualche opportunità più di lavoro, ma anche un pieno sviluppo a tutte quelle che sono le ambizioni di una comunità che finalmente adesso vuole rilanciarsi, vuole completare i propri impegni. Io credo che questa giornata di festa il pensiero è già andato al nostro coordinatore, al presidente delle associazioni d'arme combattentistiche Castagnoli, ma va anche a tutti voi cittadini, che sappiate ben interpretare l'insegnamento che ci ha voluto dare Filippo e che sappiate in tutti i modi impegnarsi perché continui sempre a crescere e a dare opportunità di crescita anche alla nostra città. E viva la Repubblica! Adesso ascolteremo il coro La Contrat che si esibirà in un concerto. Signore delle cime, un nostro amico hai chiesto alla montagna. Questa ricorrenza di festa e dei 150 anni degli italiani vogliamo ripercorrere con il canto corale alcuni momenti storici toccando diverse regioni, quindi sensibilità diverse, insomma una unità fatta di tante realtà. Giambattista Lulli, vissuto in Francia nel 1600, e ha composto questa marcia militare per l'esercito del Re Sole, la marcia di Turenne. Mentre in ciel l'aurora appar e la foresta verde cupo indora, in sella ai loro superbi destrier, Miriam, tre re, tra nubi d'or e scintillar di spade lucenti. Le fanfare noi udiam squillar, mentre in ciel l'aurora.